Ma buon pranzo, benvenuti a nuova puntata di Radio Chef. Beh, logicamente in questo momento si parla di mangiare, si sta rilassando, qualcuno torna a casa, qualcuno incomincia a lavorare, qualcuno invece semplicemente in macchina o sta ascoltando la radio da qualche parte, anche al mare. Allora abbiamo con noi la nostra Sofia Andreutti, Proloco Ragogna, perché ci racconterà di un evento, insomma, che parte proprio in questo momento, è già partito, parte perché il motore poi già parte sempre prima e quindi con la nostra Sofia andiamo a raccontare cosa succede a Ragogna dal 23 al 26 luglio. Intanto benvenuta. Grazie mille, buongiorno Igor, buongiorno a Radio.0 e grazie perché ormai questi sono appuntamenti fissi in radio da voi e ne sono felice perché ci permettete di raccontarci. Io parto da questa meravigliosa Brava, locandina, brava, Ragogna Ragogna nel cuore nel proprio. cuore, esatto, è proprio nel cuore ed è proprio anche tra l'altro un nuovo format della locandina che ha l'ambizione di identificarci e di far vedere subito quelle che sono le nostre intenzioni, valorizzare le persone, la natura, le nostre passioni e anche ovviamente il cibo. Stasera partiamo con un aspettando Ragogna nel cuore, nella parte relax nel parco, dove abbiamo degli spettacoli meravigliosi con un menù dedicato, però che ci sarà un acrobata, ci sarà una meravigliosa fatina delle bolle e poi un cinema all'aperto con Wicked. Questo è proprio solo l'anteprima perché vogliamo proprio essere sognanti. E domani invece l'avvio della festa, che poi tra l'altro quest'anno ha la particolarità di avere anche una madrina. Abbiamo voluto con noi Giuditta Micossi, che è un influencer che quindi ci racconterà perché ci sono tantissimi eventi. Partiamo con un convegno per i 60 anni della Proloco, dove ospiteremo tutte le nostre associazioni, ma è la serata dello sport perché noi siamo proprio tematici sulle associazioni e quindi nella serata dello sport ci sarà il mini basket per i bambini e con l'associazione di basket di San Daniele, e avremo anche il campione mondiale di freccette di doppio che è Daniele Petri e che è di Ragogna. Abbiamo questo onore, quindi per 4 giorni potremo giocare a freccette anche insieme a lui. Di jet set Chris DJ da una vostra radio amica che è Radio Studio Nord, mentre invece sul palco avremo un meraviglioso duo acustico con Max Bonanno e Michele Bernardi. Qui parliamo del venerdì. Ovviamente prima di andare avanti con il programma non voglio assolutamente mettere da parte il cibo, perché sapete che abbiamo dei prodotti a cui teniamo tantissimo, lo storico ragognocco, questo cestino di frico con gnocchi di patate, cicciole di speck, ricotta affumicata e semi di papavero, che ormai è quasi trentennale e piace a tutti. È Ed giusto, è all'ora di pranzo ci stai dando giusto così, l'acquolina in bocca per venirvi a trovare. Esatto, assolutamente, ma noi andiamo dal primo al dolce. Quest'anno poi, sai, l'abbiamo già raccontata, c'è la novità della Furlan Cake, questa cheesecake con base di biscotto di mais con retrogusto salato, buonissimo, un formaggio di latteria locale e poi la marmellata del nostro produttore Colombar, che è del territorio, quindi tutte cose che rispettano il territorio. Il tagliere meraviglie, poi se passiamo al sabato abbiamo anche, visto che è la serata del gusto, tra l'altro abbiamo anche un piatto dedicato per la serata che è ravioli Fassaman con ricotta affumicata, formaggio stravecchio e burro alle erbe. L'abbiamo portato in note di gusto in castello ed è piaciuto tantissimo, e quindi vogliamo riproporlo in questa serata in cui tra l'altro abbiamo un master cooking. Sarà nostra ospite Marinella Ferigo, che è la presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi del Friuli Venezia Giulio, e assieme a Michela Urbano, che è una divulgatrice gastronomica. Loro ci accompagneranno in questo master cooking che cercherà di unire le generazioni, i bambini con i genitori o con i nonni. È una cosa molto bella che poi lei tra l'altro chiuderà raccontandoci un piatto del recupero. E quindi per noi è tanto, come è tanto avere anche i Corte di Lunas, un concerto
fantasy, folk, rock, tra sonorità medievali e metal, quindi avremo veramente uno spettacolo non solo musicale ma anche E comunque fa teatrale pieno di capire luci. che per tutte le età, per tutti i gusti, insomma per tutte, sia per il mangiare sia per il divertimento, quindi non preoccupatevi, dovete solo gustarvela. Ma arriviamo domenica. Beh, a domenica, che poi c'è anche nel sabato, c'è il mondo di Virginia, proprio perché tu parlavi di Grandi e Piccini, ecco, è un angolo dedicato in un'area speciale che è proprio il Tondo Lab, dove abbiamo ospitato anche scusami, il mini basket. Qui Okay, ospiteremo sì. anche questa meravigliosa ragazza che fa dei laboratori per bambini e piace tantissimo. Siamo felicissimi di averli 2 giorni. Ecco, arriviamo però alla domenica perché siamo orgogliosi dopo anni di riuscire ad incastrare il meraviglioso Mago Flip, che è un'eccellenza non solo nello spettacolo, ma anche nell'umanità. Porterà Wonder in the Shadow, uno spettacolo appunto di magia e umanità, perché lui è un volontario, gira nei paesi di guerra, farà tra l'altro lo spettacolo con degli oggetti che ha raccolto nelle sue esperienze, è appena uscito anche con un libro che è Mi Gaza e Stu Gaza, che racconta uno degli ultimi suoi viaggi di volontario, e tra l'altro sarà preceduto da 2 compagnie teatrali che sono la nostra, con delle divertenti scenette, che sono la nostra compagnia di Ragogna Robic, e poi, come è nostra consuetudine, ospitiamo anche compagnie amiche che sono gli Attorons di San Daniele. Quindi ecco, il tutto sarà moderato da Laura Micoli, che è nostra amica, organizza Ti regalo il mio tempo, in un altro evento importante a cui noi partecipiamo, che è un Biel Vivi, che è organizzato dalla comunità collinare. Io potrei parlare ancora ore di tutto quello che c'è a Ragogna, Intanto perché tra l'altro intanto che ti ascoltavamo, c'è anche dove poter andare a vedere sui social, così una persona che sta ascoltando o che ci sta guardando in questo momento dice: ma son curioso, dove vado a vedere il programma?" beh, lo trova sul nostro sito prolocoragogna.it, lo trova sui social perché ci siamo sia su Instagram che su Facebook, e poi tra l'altro c'è un evento particolare che trovano anche su Eventbrite, che è la Mh. domenica mattina, ed è alla scoperta del lago di Ragogna. Noi per un Ah, paio di anni siamo partiti con una formula che era una magna longa. Quest'anno, sì. meditando e metabolizzando, abbiamo deciso di fare crescere questo evento, di renderlo molto più interessante, rendendolo un connubio tra gastronomia, amicizia con altre pro loco, musica, conoscenza della natura, del territorio. E quindi questo sarà un percorso che partirà dal lago con una degustazione delle torte di Villuzza, che è un evento del 10 di agosto, le regaleranno per colazione, e poi ecco, partirà questo percorso anche insieme alla cara Giuditta, che seguirà l'evento, per andare al lago con una guida naturalistica, Nicola Carbone. Andremo a visitare le eccellenze di questo microclima, ci fermeremo a visitare il cimitero israelitico del lago, visiteremo anche la fattoria sul lago, che è bellissima da vedere, e poi ci fermeremo in un angolo particolare che è la Bressane, dove gli ospiti saranno accolti da 3 pro loco che proporranno le loro specialità, e saranno anche accompagnati dalla musica di 3 cantautori di un circolo acustico che, nel rispetto del silenzio del lago, suoneranno senza nessuna amplificazione. Quindi sarà un modo per conoscere non solo Ragogna, ma anche le pro loco amiche, che sono in questo caso Anduins, Folgaria e Villanova, con i loro piatti, e anche conoscere questi artisti che si racconteranno. Per poi ovviamente rientrare al lago con un giro panoramico che permetterà di gustare non solo il panorama di Ragogna, ma arrivare anche fino a Lignano, se sarà una bella giornata, che è quello che ci auguriamo. Che bello. Intanto logicamente tu, da presidente della Pro Loco di Ragogna, insomma, come avete visto, vi abbiamo fatto un po' la plenaria di quello che succederà da oggi fino a domenica. Avete tempo, avete la possibilità di scegliere le giornate che volete, per bambini, famiglie, single, fidanzati, ne avete per tutte le età, per tutti i modi, per mangiare per tutti i tipi di palati.
Sofia, che dire? Venite a Ragogna. Anche perché, ecco, io aggiungo un'ultima cosa, ci sono tantissimi volontari, andiamo dai bambini alle persone più anziane e in questi giorni c'è stato tantissimo entusiasmo perché stiamo preparando un parco, l'area del parco festeggiamenti di Ragogna è molto bella e noi davvero lo rendiamo un salottino pieno di luci, di colori, quindi è una situazione particolare e noi amiamo chiamarlo anche proprio festival d'estate per questo, perché c'è qualità, ci sono concetti, ci sono valori e noi vogliamo trasmetterli tutti. Allora chiudiamo dicendo, perché quando andate a Ragogna vi rimane nel cuore. Assolutamente, grazie, hai capito tutto. Buon pranzo a tutti. Ciao Sofia. Grazie mille, grazie a tutti.